Expo di Marghera, il più grande del Veneto. L'obiettivo è di arrivare a 6.000 dosi giornaliere, ma tutto dipende dalle forniture. Resta alta la pressione ospedaliera in Veneto nonostante i parametri siano in miglioramento. Intanto da EMA nessuna limitazione per il vaccino AstraZeneca. In Veneto crescono ancora i ricoveri in terapia intensiva per coronavirus, ma rispetto a prima cala la mortalità e l'età dei pazienti, quasi completamente assenti gli ultra ottantenni. Al centro vaccini di Milano più di 1.000 persone vaccinate in 24 ore, ma anche in questo caso tutto dipende dalle forniture che arriveranno prossimamente. Mibac e Demanio bocciano il progetto di riqualificazione dell'ex caserma Pepe e dell'ex monastero di San Nicolò al Lido, l'annuncio durante la settimana della commissione consiliare. Rider 27enne di Spinea in ospedale dopo essere stato pestato a sangue, 3 aggressori denunciati per tentata rapina aggravata e lesioni personali. Nelle farmacie comunali di Milano niente IVA sugli assorbenti femminili, il sindaco Doria un segnale concreto per dare un messaggio al governo. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi titoli di oggi, lo avete sentito, primo giorno di vaccini al Pala Expo di Marghera, il più grande del Veneto. L'obiettivo è di arrivare a 6.000 dosi giornalieri, ma tutto dipende ovviamente dalle forniture. La vaccinazione viene fatta sulla spalla. Potrebbe avere un pochino di febbre tra oggi e domani, ma è una febbre che va via da sola nel giro di qualche ora. È operativo al Palexpo di Marghera, l'hub di riferimento per la campagna vaccinale dell'ULSS 3, il più grande del Veneto. Poi ha questa capacità di essere baricentrico nell'azienda ULSS 3, perché Venezia è di qua, Mestre di là, l'Elettroterra di Milano Dolo dall'altra parte, la Romea è a tiro per Chioggia, per noi diventa ed è sempre stato pensato come l'hub di riferimento. Quindi va a recuperare quel polmone importantissimo di attività di lavoro che fino in origine era stato pensato per l'azienda. Gli spazi sono ampissimi, l'utente segue un percorso preciso, dalla misurazione della temperatura al ritiro del numero progressivo dopo aver varcato le porte mobili, passando alle postazioni per anamnesi, somministrazione del siero e compilazione delle pratiche per prenotare la data del richiamo. È aperto 12 ore, l'obiettivo è di arrivare a 6.000 dosi al giorno, ma tutto dipende dalle forniture. Le forniture, almeno per noi, stanno garantendo naturalmente sia le dosi di richiamo che una discreta potenzialità per quanto riguarda le prime dosi. È logico, se qui stiamo scaldando i motori, se arrivano vaccini, noi siamo a questo punto in grado di somministrarli e dare un buon servizio a tutta la popolazione. La prima ad essere vaccinata, un'anziana signora. La prima sensazione l'ho avuta io, che sono stato contento di vedere una persona motivata, che è venuta presto, contenta di fare la vaccinazione e orgogliosa del suo bigliettino con scritto numero 1, e lei ha aperto il centro ufficialmente. Dopo di lei sono arrivate molte altre persone, oggi facciamo molti fragili, dei 720 persone chiamate oggi, 540 sono fragili, cioè persone con patologia oppure con grave disabilità. È uno dei centri più avanzati in Italia, ecco, la speranza è che possa vaccinare molto. C'è una Ferrari nel nostro garage che è questa, l'importante è che arrivi una benzina costante per farla funzionare. Oggi la benzina purtroppo arriva a singhiozzo da Roma e da Bruxelles, è importante invece avere un rifornimento adeguato. Resta alta la pressione ospedaliera in Veneto nonostante i parametri siano in miglioramento. Intanto da EMA nessuna limitazione per il vaccino AstraZeneca. Gli eventi rari di trombosi cerebrale sono effetti collaterali molto rari del vaccino AstraZeneca. È la conclusione a cui è arrivata l'Agenzia Europea del Farmaco, chiamata ancora una volta a pronunciarsi sul vaccino di Oxford, sottolineando poi che il rapporto tra rischi e benefici restano positivi. Al momento EMA non ha dato nuove indicazioni all'utilizzo di AstraZeneca né a categorie o fasce d'età di cittadini, demandando ad ogni singola nazione la decisione di utilizzo. Il presidente Zaia stamane nel corso del consueto punto stampa aveva espresso le sue preoccupazioni nel caso di nuove limitazioni. Che se accade questo, a parità di forniture, noi faremo solo richiami. Cioè questa è una tragedia.
In attesa di capire se l'Italia deciderà di attuare in autonomia delle limitazioni alle somministrazioni di AstraZeneca, il Veneto va avanti con la macchina vaccinale. Stamane l'assessore Lanzarini ha incontrato i farmacisti per chiudere il protocollo sulle vaccinazioni nelle farmacie. Secondo l'ordine di categoria, circa il 50%, pari a 500-600 farmacie, dovrebbero rendersi disponibili. Le farmacie devono avere dei locali separati da quello dove c'è l'attività normalmente. Il farmacista e il collaboratore farmacista sono quelli che possono fare le iniezioni, previo corso dell'Istituto Superiore di Sanità, che molti stanno facendo, e poi un tutoraggio che dobbiamo garantire noi. Tutoraggio che la Regione ha pensato di attuare all'interno dei centri vaccinali sparsi sul territorio. Intanto gli informatici di Azienda Zero stanno lavorando per risolvere alcuni disguidi riscontrati da cittadini con disabilità al momento della prenotazione, non riconosciuti come aventi diritto. L'idea che si sta studiando è quella di dar loro la possibilità di registrarsi ugualmente. La finestra dice, però se pensa di essere di questa categoria, no, dia l'ok e ha l'obbligo di presentarsi con una certificazione al momento della vaccinazione. Se poi qualcuno dovesse fare il furbo, dire tanto non sa cosa nessuno, ci accorgiamo perché deve venire con una certificazione al momento della vaccinazione. Vaccinazioni fondamentali per uscire dall'incubo Covid in una situazione attualmente in Veneto tra chiaroscuri. 0,96 di R con T da confermare e 168,4 di incidenza. Stiamo calando. Potremmo anche dire che abbiamo i dati da zona gialla in questo momento. Noi abbiamo pressione ospedaliera e in generale il Veneto non ha la curva flessa verso la discesa. Sto parlando di ricoveri. Idem per le terapie intensive. Di certo il mese d'aprile come si può dire, lo facciamo un po' tutto in trincea. In Veneto crescono ancora i ricoveri in terapia intensiva per coronavirus, ma rispetto a prima calano la mortalità e l'età dei pazienti. I pazienti ottantenni sono quasi completamente assenti. Abbiamo attualmente attivi 659 letti sui 1000 disponibili. Questo è un dato che sta continuamente aumentando. Per quanto riguarda l'andamento dei posti occupati abbiamo ancora un aumento. Ad aprile l'aumento delle terapie intensive in Veneto non è stato ripido come a marzo, ma ha registrato comunque una ripresa significativa. Le terapie intensive per malati di Covid superano i 300 posti letto, la metà del totale, registrando una tendenza che potrebbe far toccare il picco di dicembre. Dato positivo è che si sta delineando una riduzione della mortalità in terapia intensiva, nel senso che rispetto al periodo in cui eravamo intorno al 43-44%, sembra che il dato oggi vada a posizionarsi intorno al 35%. La diminuzione dei decessi in terapia intensiva è probabilmente legata al calo dell'età dei ricoverati. I sessantenni sono il 38% e i settantenni il 36%, mentre gli ottantenni sono quasi completamente scomparsi. La situazione è stabile dal punto di vista clinico, ma pesa fino ad imporre la riduzione dell'attività ordinaria dal punto di vista gestionale. Da una parte è stato necessario reclutare ulteriore personale, quindi personale che prima faceva attività di sala operatoria, sia medico che infermieristico, viene trasferito a lavorare in terapia intensiva. Dall'altro però vuole anche dire sospensione delle ferie, vuol dire turni di lavoro più frequenti, perché per quanto si ricorra anche all'acquisto di prestazioni aggiuntive, questo vuol dire che c'è un carico di lavoro in più sul personale. In più in alcune situazioni si lavora anche oltre standard, quindi se normalmente un anestesista segue 6-8 pazienti o 6 pazienti in terapia intensiva, adesso ne segue 8 o 9 per riuscire a garantire la copertura. Al centro vaccini di Milano più di 1000 vaccinati in 24 ore, ma tutto dipende dalle forniture. Non siamo buoni prenotare, nessuno. Signora, le hanno bloccate. Comunque lei adesso alla protezione civile può provare a dire in che fascia d'età è lei. Sì, io ho 76 anni. Ecco, e allora le diranno, magari prendono il suo nome, che lei provi a tornare più tardi, e se avanzano, come succede, un po' di dosi. Al punto vaccino anti-Covid di Milano presso l'ex Bocciodromo ci si presenta anche senza la prenotazione, che non si riesce a effettuare con il nuovo portale perché, spiega il sindaco Pavanello, si attende l'arrivo dei vaccini.
perché non riescono a fare la programmazione. Io spero che al massimo nella giornata di oggi, al massimo domani mattino, si sblocchi la situazione. Dosi che una volta arrivate permetteranno ai medici di base di poter vaccinare, con i sindaci pronti a coadiuvarli con nuovi spazi vaccinali. Per fornire degli spazi più grandi per agevolare i medici di medicina generale che adesso stanno partendo con le vaccinazioni per le persone che hanno tra i 70 e i 79 anni. E dopo i superati i disagi delle scorse ore qui in via Matteotti a Milano, visto l'improvviso calo delle temperature, posizionate operative le pompe di calore per riscaldare l'ingresso del locale. Grazie alla protezione civile sia di Milano che poi distrettuale abbiamo messo degli apparecchi che riscaldano, sono quelli proprio appositi per riscaldare i tendoni, quindi c'è anche l'aria calda. Dentro si attende rigorosamente seduti il proprio turno in base al fissato appuntamento. È sempre il primo cittadino a controllare tutto proceda regolarmente. Superato il punto accettazione, c'è poi la postazione anamnesi, dove il medico valutatore raccoglie le informazioni per valutare il vaccino da farsi. Dite con la signora Rina che può andare all'ambulatorio numero 4 per essere vaccinata, va bene? Grazie. Prego, arrivederci. Grazie. Prego. Dopodiché il paziente viene fatto accomodare per la vaccinazione. Non ho sentito niente, vero? Vabbè, cosa ho fatto? Hai sentito niente? No. Al momento 4 box di vaccinazione. Se dovesse venire male il braccio, sì, metta un po' di ghiaccio, ok? Se che viene su a febbre, prende la tachipirina. Oggi cerchi di idratarsi un po' di più, beva un po' di più acqua. Infine, una volta vaccinati, si resta seduti in attesa per un quarto d'ora, come la signora Rina Furlan di Santa Maria di Sala. Quindi si passa dalla segreteria per fissare l'appuntamento della prossima dose. Guardi, come che non l'avesse fatta? Speriamo che sia fino alla fine. MIBAC e Demanio bocciano il progetto di riqualificazione dell'ex caserma Pepe e dell'ex monastero di San Nicolò al Lido. L'annuncio durante la 7ª commissione consigliare del Comune di Venezia. Sentiamo. L'idea che era stata presentata dal Comune come interesse all'Agenzia del Demanio e al Segretariato Generale del Ministero per i Beni Culturali il 14 febbraio del 2020, presentata da FISMED, è stato ritenuto congiuntamente dall'Agenzia del Demanio e dal Segretariato regionale del MIBAT non accoglibile per varie ragioni che poi magari verranno esposte. E quindi è stata disposta l'archiviazione di quel progetto lì. Con una rapidità indirettamente proporzionale alla mole di dibattito prodotta in questi giorni, la seduta della 7ª commissione comunale sul progetto di valorizzazione dell'ex caserma Pepe e dell'ex monastero di San Nicolò del Lido si è di fatto conclusa già al primo intervento, quello del direttore servizi amministrativi e affari generali del Comune di Venezia, Fabio Cacco. L'Agenzia del Demanio e al segretariato regionale di respingere il progetto hanno detto: non mettete insieme una proprietà del comune che è il monastero di San Nicolò con il demanio dello Stato, perché un progetto unitario non possiamo esaminarlo. Ma c'è anche un rilievo di carattere economico. Questi piani di valorizzazione devono essere economicamente sostenibili e le risorse finanziarie che vengono impiegate devono essere dimostrate. Ospite principale dell'audizione uno dei fondatori dell'associazione FISMED, Onlus per lo sviluppo sostenibile e la lotta contro la povertà nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero, che ha proposto il progetto. Mi addolorano solo alcuni toni eccessivi, accesi, rivolti alla mia persona e agli altri soci della FISMED, ma diciamo che ci sta nell'ambito del dibattito democratico che ci esprima anche con passioni di alto livello. E il dibattito inevitabilmente si riaccende di nuovo, come quando viene tirato in ballo l'imprenditore cinese del CASME, Casa delle Piccole e Medie Imprese Italo-Cinesi, coinvolto nel progetto. Fra i molti soggetti che FISMED ha portato qui in commissione, oggi non ci sono i soggetti a cui il gabinetto del sindaco si è rivolto in data 18 giugno 2020, indirizzandosi a FISMED, ma prima ancora che a FISMED, al soggetto CASME. Cos'è CASME? CASME è l'associazione cinese delle piccole e medie imprese, non è un socio finanziatore, è un socio del consiglio direttivo Stefano Yang,
non è rappresentante del nord-est dell'Italia della CASME, è un nostro collaboratore cinese che ha mantenuto i rapporti, come succede spesso, con la CASME, che è un'associazione di piccole e medie imprese cinesi. Siamo alla cronaca. Rider 27enne di Spinea in ospedale dopo essere stato pestato a sangue dal branco che voleva rapinarlo. Fermati 3 aggressori denunciati per tentata rapina aggravata e lesioni personali. Rider 27enne pakistano di Spinea che stava consegnando delle pizze a domicilio a Chirignago si è visto improvvisamente accerchiato dal branco che prepotentemente gli chiedeva di consegnargli il trasporto gastronomico. Al suo rifiuto è stato circondato, buttato giù dallo scooter, colpito violentemente al volto e alla testa e picchiato a sangue, finendo all'ospedale. Individuati e denunciati 3 aggressori, tutti di Mestre, giovanissimi, tra cui un minorenne di origine serba e già noti alle forze dell'ordine. Il pestaggio è martedì sera, 6 aprile, in via Trieste. Fortunatamente un passante si è trovato a percorrere via Trieste proprio in quell'istante e, assistendo in prima persona al pestaggio, ha contattato immediatamente il 112, allertando i carabinieri del nucleo operativo e radiomobili di Mestre, arrivati dopo pochi minuti, soccorrendo il rider e bloccando i 3 che ancora gli stavano attorno. Il giovane è stato poi trasportato in ambulanza all'ospedale di Mestre e dimesso in queste ore. Questa mattina dalle 8 a Venezia agitazione a sorpresa dei dipendenti ACTV con il cosiddetto sciopero bianco che proseguirà ad oltranza, dicono i sindacati. Venerdì il punto in regione. Venerdì prossimo, 9 aprile, i lavoratori CTV verranno ricevuti in regione nel primo pomeriggio nell'incontro previsto con i sindacati dalle 14.30 con gli assessori De Berti e Donazzan, in attesa dell'esito della comunicazione ministeriale della Commissione di garanzia per valutare da una parte il mancato rispetto di non scioperare dei lavoratori e dall'altra i mancati accordi di CTV e AVM con sindacati e lavoratori in merito ai tagli di indennità in busta paga e paradossalmente all'aumento del carico di lavoro per via del Covid. Nel frattempo, mattinata di passione per studenti e i tanti pendolari da e per Venezia, per l'agitazione a sorpresa degli autisti di bus e tram, ma anche dei piloti e capitani della navigazione, come forma di protesta per la nuova turnistica decisa unilateralmente dall'azienda. Protesta corale che proseguirà ad oltranza e a spot anche nei prossimi giorni. Saranno gli autisti e tutti i dipendenti ACTV uniti a dettare le condizioni generali di trasporto. Come? Decidendo ad esempio di non fermarsi ai previsti punti di stop delle linee, non facendo così salire a bordo i passeggeri, rispettando la prevista capienza massima anti-Covid, fanno sapere, accumulando ritardi sui tempi di attesa del prossimo tram o vaporetto. Infine, letteralmente boicottato dai sindacati l'incontro con i vertici aziendali del pomeriggio odierno perché ritenuto una vera provocazione di più, una falsa disponibilità rispetto alle aperture di confronto proposte, dicono. Andiamo a Mira dove le farmacie comunali eliminano l'IVA sugli assorbenti femminili. Il sindaco Dori è un segnale concreto. Se ne parla da troppo tempo e oggi finalmente si sta facendo qualche passo in avanti per abolire l'IVA sugli assorbenti femminili. Virtuoso in tal senso il comune di Mira, che con questo gesto vuole lanciare un messaggio al governo aderendo alla campagna targata Coop Close the Gap, riduciamo le differenze. Ovvero nelle nostre farmacie di Mira e di Oriago le donne potranno acquistare i assorbenti ad un prezzo scontato, come se noi togliessimo l'IVA. Il messaggio è chiaro, il governo deve prendere atto di questa richiesta che viene dal mondo delle donne e tagliare l'IVA. Tagliando l'IVA gli assorbenti non saranno più un bene di lusso, ma saranno un bene d'uso comune. Le farmacie sono presso il centro Mirasole di Mirataglio e in piazza Mercato a Oriago. Anche se c'è ancora molto da fare per ridurre le differenze di genere nella vita di tutti i giorni, questo è già un segnale. Crediamo in questi fatti concreti, in questi atti tangibili che possono permettere veramente di dare un taglio alle differenze. Quindi, ricapitolando, nelle farmacie comunali di Mira ed Oriago le nostre donne potranno avere quello che da tempo chiedono, ovvero dei loro prodotti di uso comune a un prezzo contenuto. E da Venezia è davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata.
le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino. Benvenuti al meteo. Dopo la sfuriata di gelo scandinavo che ha caratterizzato la prima parte della settimana in corso, l'anticiclone tornerà a rinforzarsi, venti in attenuazione e temperature più in linea con i valori stagionali. Vediamo allora il dettaglio. Sul Veneto la giornata di giovedì 8 aprile sarà decisamente soleggiata, il cielo si presenterà sereno solo con qualche innocuo passaggio di nuvole, ma insomma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime piuttosto fredde, saranno infatti sotto zero quasi dappertutto, valori massimi invece in aumento compresi tra i 12 e i 16 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà la stessa, sempre tanto sole e qualche velatura sui rilievi. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sui 13-14 gradi. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato con cielo terso e limpido ovunque. Temperature minime intorno a -1-0 gradi, massime sui 14-15 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino.